Siamo qui con Francesca Posocco di Cora Comunicazione. Francesca ci accompagnerà nella prossima tappa di questo percorso che abbiamo messo in piedi per questi 3 giorni alla scoperta delle opportunità che il digitale nelle sue diverse sfumature può portare alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese di questo territorio. Francesca ci parlerà in particolare di comunicazione fieristica, come valorizzare l'unicità dell'impresa nei momenti come questo, momenti di fiera in trasformazione, come abbiamo visto negli appuntamenti di questa mattina. Dopo l'intervento di Francesca ci sarà quello di Alberto Narenti di Side by Side per un altro aspetto centrale sul tema della comunicazione. Il titolo dell'appuntamento è Nati per innovare, ma come si comunica l'innovazione? Anche in quel caso tante esperienze concrete come quelle che ci ha portato Francesca, alla quale lascio immediatamente la parola. Grazie per essere qui e a più tardi. Grazie, buongiorno e ringrazio Confartigianato Veneto e Confartigianato Marca Trevigiana per avermi invitato oggi. Cora Comunicazione è uno studio di comunicazione, di grafica di Vittorio Veneto e operiamo da oltre 17 anni e siamo un gruppo di professionisti eterogenei con varie competenze specifiche nell'ambito della comunicazione, della grafica, del marketing. E ci piace definirci creatori di contenuti perché il filo rosso, anzi verde come potete vedere, che unisce tutti i nostri progetti è la volontà di generare dei contenuti di valore che possono suscitare emozioni e possono valorizzare l'unicità di tutti i nostri clienti. Il nostro mantra è proprio: per essere diversi dagli altri bisogna essere unici, ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno in tutti i progetti dei nostri clienti. Ci occupiamo di brand identity, di graphic design, marketing e comunicazione digitale, progettazione allestitiva e sviluppo di contenuti per tecnologie interattive. Per rimanere in tema di fiera, dove siamo oggi, vorrei aprire questo mio intervento con questo video che presenta uno degli ultimi stand che abbiamo progettato. Questo stand ci ha dato grandi soddisfazioni perché è stato inserito nell'ADI Design Index 2021, che è una pubblicazione curata dall'Osservatorio Permanente del Design ADI, che ogni anno raccoglie il meglio del design italiano, e poi tutti questi progetti concorrono anche al celebre Compasso d'Oro. Quando un'azienda decide di partecipare a una fiera, è chiaro che lo stand può sembrare il punto di arrivo. Però per recuperare l'investimento di una fiera va costruita una comunicazione efficace prima, durante e dopo la fiera. Ecco, quindi io oggi vorrei parlarvi proprio di tutti gli strumenti di comunicazione che proponiamo ai nostri clienti per mettere in atto, per comunicare con efficacia e poi protrarre nel tempo un piano di comunicazione coordinato che possa toccare tutti i canali, l'online, l'offline e gli allestimenti, quindi dall'immagine coordinata ai materiali di comunicazione, alla presenza sul web, fino al design dello stand.
Partiamo con l'elemento che più rappresenta un'azienda, che è il logo. Quanti anni ha il vostro logo? È una cosa che chiedo sempre. Il nostro ne ha 2 e nei nostri 17 anni di storia è ormai il terzo restyling che andiamo a fare. Come potete vedere, il verde è rimasto il colore caratterizzante con qualche piccola sfumatura di colore, e anche la cappa è rimasto il nostro elemento distintivo nel tempo, pur con qualche evoluzione. E quando parliamo di restyling di un logo, ci possono essere 2 tipi di interventi. Ce n'è uno più soft, come nei casi che vi posso far vedere adesso, che mantiene gli elementi caratteristici, va a calibrare magari i pesi, va a scegliere un font diverso, va a calibrare le proporzioni, ma sostanzialmente mantiene l'immagine globale. Ce ne sono altri invece più radicali, che invece mirano proprio a dare un'immagine completamente nuova dell'azienda. Vi porto adesso 2 esempi, questo di Ocrim Tech, che è un'azienda che offre prodotti nel campo della meccanica, che è anche presente qui in fiera. Nel caso di questo restyling abbiamo cercato di estrapolare gli elementi più significativi del lavoro dell'azienda, e il concept del logo nasce dalla stilizzazione di un componente metallico, quindi uno dei prodotti commercializzati da Ocrim, mentre viene lavorato attraverso una delle lavorazioni più particolari che l'azienda offre, che è la sinterizzazione, quindi dalla polvere del metallo fino al prodotto finito customizzato. Ecco che il logotipo permette già di capire in che ambito opera l'azienda e trasmette l'unicità dell'azienda, proprio come dicevo prima. Vedete anche nell'immagine coordinata che abbiamo studiato per loro che anche il modo poi di applicare il logo, come in questo caso nei biglietti da visita, può essere trasferito anche in maniera molto materica. Per esempio la tipologia di carta scelta, come in questo caso una carta blu colorata in pasta con una polverina argentea che va quasi a rappresentare proprio la polvere del metallo, per essere coordinata perfettamente con l'immagine dell'azienda. Fratelli Damiani è un'azienda invece specializzata nella lavorazione e trasformazione dei materiali metallici per dare vita a arredo in metallo in ambito contract, principalmente retail e navale, e è un'azienda che nasce come conto terzista, però negli anni si è evoluta fino ad avere dei reparti di costruzione interna, un ufficio progettazione interno, e la volontà nel tempo è stata quella di iniziare a dialogare con architetti, designer, progettisti, e per questo aveva bisogno di un'identità nuova che sapesse valorizzare la loro storia, i loro valori, il loro amore per il bello e il loro saper andare oltre la superficie. Infatti è proprio da qui che è nato il payoff che abbiamo studiato per loro, oltre la superficie, insieme al restyling di tutta la loro immagine coordinata. E questo logo ha poi trovato una declinazione nell'andare a identificare anche un nuovo progetto che porta avanti l'azienda, iSpace, che è un acronimo che vuole rappresentare proprio un luogo dove confluiscono idee, sinergie, progettualità, con attenzione alla sostenibilità e alla cultura. Anche qui vedete che il colore principale, che è rappresentativo dell'azienda, viene poi scelto come l'elemento per gestire tutto il coordinato dell'azienda. Le stesse lavorazioni che sono state scelte, la fustellatura, serviva proprio a dare un'immagine molto particolare all'azienda. Step successivo a quello dell'immagine coordinata è il company profile. È obiettivamente uno degli strumenti più delicati da produrre,
perché non dovrebbe parlare di che cosa fa l'azienda, ma e non deve parlare dei prodotti, deve parlare proprio dell'essenza dell'azienda, non di cosa fa, ma perché lo fa. E va a scavare nei valori profondi che muovono l'imprenditore, che lo vanno a guidare tutti i giorni. E quindi spesso raccontare questi aspetti così profondi diventa un po' un regalo che l'imprenditore va a fare a chi lo legge. E per questo a noi piace trovare il modo di renderlo graficamente proprio come se fosse un cadeau, un regalo. Quindi cerchiamo di scegliere le carte più particolari, le finiture, le lavorazioni che possono renderlo prezioso, come le lamine, la fustellatura, particolari tipologie di rilegatura. Questo è l'esempio di una lamina particolare in copertina. Poi dal company profile si passa ai materiali di comunicazione, che invece sono più legati al prodotto, che ovviamente hanno uno scopo più commerciale e sono ovviamente materiale prezioso da portare in fiera e da lasciare ai clienti che vengono in visita allo stand. In questo caso vediamo un dépliant, un esempio di dépliant da dare in uso alla forza vendita, che però non è un semplice pieghevole. Come vedete ha un formato particolare, una rilegatura particolare che lo rende interessante da sfogliare, da maneggiare, quasi un pochino da giocarci, sicuramente da riuscire a conservarlo. E sempre con lo scopo di lasciare un segno su tutti i nostri clienti o potenziali clienti, è possibile andare a creare un diverso materiale di merchandising che possa essere brandizzato con il logo. Da un lato può essere utile sia per rendere riconoscibile il personale in fiera, che magari viene vestito in un certo modo, con una spilla, con una cravatta personalizzata, con il lanyard porta cartellino, sia anche come materiale simpatico da distribuire in fiera, come possono essere le caramelle personalizzate o altri gadget, e infine come ricordo da lasciare ai clienti. E anche nel caso del merchandising quello che cerchiamo di fare è di creare un materiale che possa essere in linea con la filosofia aziendale. Ecco quindi l'esempio di queste cartoline che abbiamo realizzato per un nostro cliente, in cui all'interno della pasta, della carta, sono inseriti dei veri e propri semi che possono essere piantati e nasceranno delle vere piantine, in questo caso di basilico, perché questo materiale di comunicazione voleva sottolineare l'importanza per l'azienda del valore della sostenibilità e dell'ecologia. Rimanendo sempre in tema di valori, un altro strumento importante da preparare in vista di una fiera è la campagna istituzionale, che permette di fare delle campagne di promozione prima della fiera, sui social, su Google, nelle riviste di settore, come questa che abbiamo realizzato per questa azienda di cablaggi, e abbiamo ideato questo slogan "diamo forma all'elettricità", e abbiamo preso la materia prima, quindi i cavi, e li abbiamo fatti diventare un fiore, anche qui a sostegno, insomma, dell'approccio di sostenibilità dell'azienda. Oppure la campagna istituzionale può diventare il pannello per la parete più importante della fiera, come nel caso di Ocrim, che appunto è presente anche qui oggi in fiera. Dall'altro lato invece è possibile creare anche delle campagne di lancio delle novità che si portano in fiera, che poi guideranno tutta la comunicazione prima della fiera. Quindi capite quanto può essere importante mesi prima dell'inizio di una fiera fare una comunicazione coordinata su tutti i canali di comunicazione dell'azienda, che possa essere a supporto della forza vendite e del marketing. Ecco allora che la campagna può essere declinata su tutto il materiale grafico. Per esempio, di solito creiamo un invito alla fiera da mandare via mail o da usare sui social, sul sito. Creiamo dei banner personalizzati per le firme mail.
Pensate ogni giorno a quante mail vengono spedite e spesso non viene considerato come uno strumento di comunicazione, ma in realtà è davvero molto potente. E possiamo usare la stessa immagine come copertina sui social o come header del sito, per esempio. Possiamo strutturare tutta una serie di newsletter che parlino della partecipazione alla fiera, che creino un pochino l'aspettativa, che diano qualche flash magari sulle novità che si vanno anche a portare in fiera. E se in fiera nello stand abbiamo pensato di integrare degli schermi digitali o dei LED, c'è bisogno anche di pensare a un video istituzionale che possa essere rappresentativo dell'azienda, che possa raccontare come avvengono le lavorazioni, come questo che abbiamo realizzato per il Tecnologie, che è un'azienda toscana che lavora materiali speciali, superleghe, acciaio, inox, titanio, alluminio, che sono destinati all'industria del turbogas, sia aeronautico che terrestre. Questo video, oltre ad essere stato utilizzato nello stand della fiera, è diventato anche l'elemento di apertura del nuovo sito web dell'azienda, che spesso prima di una fiera è bene rinnovarlo perché sia in linea coordinata con tutta l'immagine dell'azienda. È chiaro che il sito è importante che sia aggiornato, che sia responsive, quindi che sia visibile da tutti i dispositivi, desktop, tablet, mobile, e che abbia un design caratterizzato come questo che vedete, molto caratterizzato graficamente, che sia caratterizzante per l'azienda e che la renda riconoscibile. E per l'azienda sorella di ILT Tecnologie, che è ILT Energia, ci siamo spinti ancora oltre. Pensate che ILT Energia è un'azienda che produce generatori di idrogeno, ossigeno e azoto, e per loro abbiamo addirittura creato un e-commerce in cui i clienti possono acquistare accessori e parti di ricambio dei generatori. Sembra impossibile, ma questo vi fa capire che anche per un'azienda B2B in un settore così particolare come quello dei generatori di idrogeno non c'è davvero limite alle possibilità di digitalizzazione. Però sappiamo bene che in internet non basta esserci, bisogna anche farsi trovare. Ecco allora perché quando realizziamo un sito web ci preoccupiamo che sia strutturato in modo tale da essere ben posizionato sui motori di ricerca come Google, in modo tale che le parole chiave più importanti per il business dell'azienda siano possibilmente in prima posizione sui motori di ricerca. Nel caso di Usiti, che è un'azienda piemontese che produce punte e ricambi per martelloni demolitori e ricambi per martelli demolitori idraulici, vedete che, come questa simulazione che abbiamo fatto, nel momento in cui andiamo a cercare punte martelli demolitori idraulici, per esempio, compaiono in prima posizione. Da quel link è possibile andare direttamente alla pagina del sito in cui troviamo esattamente le informazioni che riguardano quella parola chiave, quindi l'utente si sente soddisfatto di essere arrivato al posto giusto. Il lavoro di SEO sui siti è davvero molto, molto importante e nel nostro caso si articola in 4 attività principali.
Inizialmente c'è l'analisi della concorrenza per capire bene il mercato, i concorrenti come sono posizionati, quali parole chiave usano. Il secondo step è la definizione delle keywords, quelle brevi, quelle lunghe, quelle che sono più importanti, su cui vogliamo puntare. Una volta fatto questo si vanno a fare tutta una serie di interventi strutturali nella parte di back-end del sito che permettono appunto di posizionarlo, e interventi a livello invece contenutistico che permettono di lavorare i testi proprio in ottica SEO per poter trovare le parole chiave che per noi sono importanti. Bene, quindi dopo aver coordinato tutti gli strumenti di comunicazione online e offline, digitali e cartacei, arriva finalmente il momento di pensare allo stand, come progettarlo, come organizzare i flussi, come organizzare le varie aree, come gestire i flussi di visitatori, che materiali scegliere per la comunicazione e possibilmente come renderlo uno stand wow, come quello magari che vi ho mostrato prima, che è stato inserito nella Design Index. La parte allestitiva viene realizzata dalla nostra sister company, ABS Group, che è specializzata nella stampa in sublimazione su tessuti per allestimenti. Vorrei farvi vedere questo video, che oltretutto è stato realizzato da Venice Promex con il supporto della Camera di Commercio di Treviso Belluno, per mostrarvi la nostra sede e tutto il nostro processo produttivo. La nostra manifattura tessile di 8.000 m² è frutto di un accurato restauro di un complesso industriale degli anni 30 qui a Vittorio Veneto. ABS Group è stata la prima azienda in Italia ad aver reinventato l'utilizzo del tessuto in ambito allestitivo, per realizzare spazi espositivi, negozi, showroom, musei e fiere. I nostri allestimenti si basano sulla combinazione di diversi profili e tessuti personalizzati mediante la stampa sublimatica con inchiostri a base acqua senza l'uso di solventi. Diamo così vita a lightbox, pareti attrezzate decorative, stand, stampe per l'interior decoration e rivestimenti fonoassorbenti. L'intera fase produttiva si svolge qui e è seguita in ogni suo processo da uno staff qualificato che segue la progettazione, la stampa, la carpenteria e la sartoria. A seconda delle esigenze, le strutture possono essere arricchite di LED, schermi, tecnologie e materiali fonoisolanti. I profili in alluminio sono riutilizzabili infinite volte e i LED sono a basso consumo energetico. Scegliere l'alluminio e il tessuto significa poter progettare con la massima libertà allestimenti in ambito fieristico, retail e spazi museali. Insieme ad ABS Group ai nostri clienti proponiamo delle soluzioni allestitive, come avete visto, in alluminio e tessuto, che sono composte da moduli che possono essere attrezzati con mensole, schermi, LED wall e che possono essere retroilluminate. Come vedete nelle immagini che faccio scorrere, la grafica può essere facilmente sostituita e se è una fiera in Italia stampo i teli in italiano, se è una fiera all'estero li faccio in inglese o nella lingua del paese, e da una fiera all'altra posso mantenere la struttura e rinnovare la grafica e l'effetto sarà sempre quello di uno stand nuovo. Come potete vedere in questo caso le strutture sono sempre le stesse, cambia la grafica e l'effetto appunto è sempre quello nuovo. Oppure posso cambiare la disposizione dei moduli e ottenere uno stand che viene articolato in una maniera diversa.
Quando parliamo sempre di fiera, per ottenere un effetto ancora più wow, da anni ormai proponiamo gli allestimenti Phygital. Phygital è una fusione tra fisico e virtuale, che poi è proprio il tema di tutti gli incontri di questi giorni in questa Digital Showroom. E combinare supporti fisici con tecnologie digitali è la soluzione migliore per cercare di aumentare l'engagement e il coinvolgimento del pubblico. Sono delle proposte allestitive che servono per far fare un'esperienza al visitatore, servono a coinvolgerlo nella presentazione di contenuti e fare in modo che si ricordi di noi. Vi porto questo esempio di Metalmont, che è un'azienda che produce macchinari per il settore agroalimentare e per la movimentazione, la pulizia e lo stoccaggio dei cereali. Ovviamente stiamo parlando di macchinari con dimensioni assolutamente importanti, che sono impossibili da portare in fiera, soprattutto all'estero o in paesi lontani. E quindi il nostro primo obiettivo è stato quello di progettare un allestimento attraverso la creazione di contenuti digitali che riuscisse a presentarli e a valorizzarli nonostante questi macchinari non potessero essere presenti in fiera. Ecco allora che abbiamo combinato una parete di sfondo graficata, quindi un supporto fisico, con un monitor scorrevole, quindi un supporto digitale in cui siamo andati a raccontare le diverse gamme di prodotti che vengono realizzati dall'azienda per presentare tutte le caratteristiche e i dettagli dei macchinari attraverso una serie di video, di render e di infografiche. Bene, allora abbiamo visto come dicevamo prima che è importante pensare a tutta la comunicazione prima della fiera. In realtà il vero lavoro inizia quando la fiera finisce e bisogna supportare tutto il lavoro commerciale, di marketing, per cercare di convertire tutti i contatti presi in fiera e farli diventare dei clienti. Ecco allora che è importante creare un dialogo continuo su tutti i canali di comunicazione, come dicevamo prima. Quindi creare un piano editoriale di contenuti social, programmare una serie di newsletter oppure di articoli che possono essere pubblicati sul sito, sul blog aziendale e tutta una serie di campagne di ADV che possono essere veicolate su Google oppure sui social per farci trovare da chi sta cercando proprio il nostro prodotto o servizio. È chiaro che tutti quei contatti che riusciremo a convertire, che diventeranno clienti, magari tra una fiera e l'altra può essere che ci vengano a trovare anche in azienda. Allora sarà importante accoglierli nel migliore dei modi nella nostra sede, in appositi spazi che possono essere dedicati ai meeting oppure in uno showroom all'interno dell'azienda in cui si possono raccontare tante cose. Si può raccontare la storia dell'azienda, si può raccontare l'evoluzione dei prodotti, dei mercati, oppure possono essere presentati proprio i prodotti. Vi faccio altri due esempi di showroom. In questo primo caso, Groupé è la società per l'energia della Svizzera, un po' come il nostro Enel, diciamo, e all'interno dell'azienda ha creato un'area didattica dove c'è un'esposizione di prodotti, c'è una rappresentazione grafica attraverso delle infografiche, ci sono tutta una serie di approfondimenti su contenuti digitali, quindi video nei vari schermi che vedete posizionati. Oppure è possibile creare uno showroom per esporre proprio i prodotti, come in questo caso di SIPA, che è un'azienda del gruppo Zoppas che produce macchinari per il packaging in PET. In questo caso l'obiettivo era quello, da un lato, di stupire, emozionare i clienti, ma dall'altro anche di informare, di raccontare, di presentare i loro prodotti, i loro servizi. Ecco allora che abbiamo progettato delle strutture in alluminio e tessuto che sono state attrezzate con delle mensole progettate ad hoc per loro
sono strutture retroilluminate e anche fonoassorbenti. Questo tipo di sistema allestitivo ci ha permesso di creare l'allestimento in pochi giorni e senza complesse opere murarie. Considerate che questo showroom è all'interno dell'area produttiva, proprio al confine con gli uffici, quindi capite anche il perché e l'importanza della fonoassorbenza integrata all'interno dei profili. Per quanto riguarda il progetto grafico, abbiamo ideato questa combinazione di linee, di icone e di elementi testuali, quasi a simboleggiare la connessione tra i prodotti, le idee, le soluzioni che presenta l'azienda. E con questo pavimento lucido sembrano anche essere amplificate, diciamo. Quindi abbiamo scelto un design minimale, essenziale, declinato appunto nei colori aziendali del bianco e del blu, per dare luminosità e freschezza all'ambiente. Questo sistema permette anche in maniera molto veloce di sostituire i teli e di, andando a cambiare la grafica, di avere uno showroom completamente nuovo in pochissimo tempo. Ecco, questo che avete visto durante la mia presentazione è un po' il nostro approccio, il nostro modo di creare comunicazione coordinata su tutti i canali attraverso tutti gli strumenti di comunicazione. Quindi, come avete visto, partiamo dall'immagine aziendale, dai materiali di comunicazione fino a gestire la presenza sul web e tutti i progetti allestitivi che siano relativi a una fiera, un evento o appunto alla propria sede aziendale. Vi ringrazio per l'attenzione, ancora grazie a Confartigianato Veneto e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buona fiera a tutti!